Buongiorno cari amici e amiche e benvenuti a una live splash del vostro monetto veneziano che oggi parleremo di una situazione difficile che purtroppo sento da varie persone che incominciano a temere per la propria salute. Allora, mesi fa, cioè anni fa, il Marietto spiegava che dal 2020 al 2029 sarebbe arrivato in una situazione estremamente difficile, soprattutto per l'Italia. Poi è arrivato il Covid, ci sono stati fior di dottori che chiaramente erano contro le vaccinazioni, anche scienziati, premi Nobel, e ci sono invece state persone che sono subito corse in soccorso al carro dei vincitori e si sono fatti fare una, due, tre, addirittura quattro siringate. Purtroppo ultimamente incontro varie persone che insomma non stanno proprio benissimo. La prima domanda che faccio dopo che magari sono riusciti a uscire dalla camera di rianimazione o che hanno il figlio che l'hanno portato a destra, a sinistra, perso mesi, e gli chiedo se sono stati vaccinati. E la risposta è sì. Da aprile che avevo fatto la terza vaccinazione, purtroppo a mia figlia, a mio marito, a mio suocero, insomma, c'è un'ecatombe di persone che purtroppo, pensando di saltare sul carro del vincitore e non ascoltando quelle migliaia di persone che hanno rischiato la galera, che hanno rischiato il linciaggio pubblico, che hanno linciato di tutto e di più il posto di lavoro, medici, infermieri, gente che era sulla breccia di Gerico per difendere la libertà da questa industria del vaccino, no? In quel periodo lì sembravano folli, no? Sembravano il Cristo del 2000, no? Dicevano cose che col senno del poi quelli che hanno fatto la terza dose incominciano a capire. Beh, uno dice meglio tardi che mai. Purtroppo questi vaccini ormai, no, come lo dicevano questi emeriti scienziati, sono delle bombe a orologeria. Lo ripeto, no? Sono delle bombe a orologeria. Quando vi entra la prima, la seconda, la terza dose, se a livello carnico siete un po' scricchiolanti, lo ripeto, a livello carnico, perché poi ci sono persone che a livello carnico possono fare anche 10, e lo ripeto, 10 vaccinazioni, ma hanno un buon karma e quindi è come se fosse acqua. Ma a tutte quelle persone che furbescamente o per non perdere il posto di lavoro, il santo posto, il santo graal del posto pubblico, sono corsi magari anche a denunciare gente che non lo faceva e che oggi sono sani e vanno in giro, a tutte quelle persone che adesso vengono a bussare da Hilde, da Marietto, insomma tremante perché magari hanno la figlia che è in ospedale dopo la terza dose da aprile, che non capiscono come mai, che anche i migliori specialisti dicono che questa cosa qui è impossibile che sia arrivata dal nulla, no? Beh, a tutte quelle persone, come si suol dire, purtroppo c'è poco da fare. Il decreto Marietto Veneziano subito hanno iniziato a proporre una pulizia radionica proprio dei vaccini che costa 20 euro e viene fatto o martedì o venerdì. Subito sono saltati sulla breccia per aiutare queste persone, no? Alcuni sono stati aiutati in questo cammino, altri purtroppo hanno declinato e purtroppo conosco un sindaco, adesso non c'è più, che dopo la seconda dose si preparava per andare a correre, voleva fare la Stra New York e purtroppo non è più con noi, no? E si vantava di aver fatto la seconda dose, mentre c'era gente che rischiava il posto di lavoro con figli a carico perché ascoltava premi Nobel che dicevano attenzione, l'industria farmacologica si sta facendo un tricky tricky, un barbatrucco. Quindi, cari miei, insomma, come diceva quel tale, chi si fa il danno poi non può piangere. Però il Marietto vi dice c'è sempre una soluzione. Ci sono le pulizie radioniche che possono dare una mano o un sigillo di supporto. Perché se voi non fate nulla, dal nulla non viene nulla, capito? Cioè, bisogna muoversi nella giusta direzione, bisogna essere sempre sul pezzo, bisogna sempre ascoltare i migliori, bisogna sempre imparare dai migliori. Signori, ma se voi volete giocare a tennis,
Non è che andate a giocare con raccattapalla, andate a cercare il migliore in campo. Certo che all'inizio perderete, ma poi vi formerete un abito mentale con cui potete vincere alcune partite. Si impara solo dai migliori. Certo che se uno per tenersi il posto pubblico si è fatto 4 dosi e le ha fatte fare tutta la famiglia, mentre un premio Nobel della medicina diceva attenzione che insomma bisogna avere delle riserve, non è per tutti, allora uno un punto di domanda se lo deve fare. Non è che dopo perché gli muore il figlio, la suocera e il cognato di vaccino, e lo ripeto, non è perché gli muore il figlio, la suocera e il cognato di vaccino, volete che lo ripeta un'altra volta? Dopo piange. Signori, la situazione è estremamente difficile. La situazione è difficile anche per un altro discorso, che adesso arriveranno i russi. I russi gli abbiamo dato una mano perché vaccinandoci praticamente ci sarà una parte della popolazione che avrà e affronterà delle problematiche che adesso non conosce ancora. Ma vi ricordo, e lo ripeto, che quando nel 91 l'Italia ha partecipato al Desert Storm in Iraq, Cossiga è andato alla TV a dire, signore, se la cosa peggiora, qui arruoliamo tutti da 50 anni in giù, capito? Quindi chi pensa di fare il furbo e di saltare sul carro del vincitore, il nostro Mattarella ci chiamerà tutti da 50 anni in giù a fronteggiare i russi. Certo, uno dice ho fatto il vaccino, ma la va, la spacca. Ok, cari amici, mi raccomando, voi sapete che se avete bisogno, il Degare Magnetto Veneziano ci sono sempre 20 euro, 40 minuti. Grazie e alla prossima, ciao.